Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Dunque vediamo cosa è successo nelle ultime ore. Apriamo con un grave incidente poco prima delle 14 di oggi ad Azzano Decimo lungo il rettifilo di via Fiumicino. Un violento scontro tra un mezzo pesante e due auto. Una è finita fuori strada, l'altra invece in pieno contro il camion. Quest'ultimo si è anche ribaltato. Sono 4 le persone coinvolte sul posto, hanno operato i vigili del fuoco, i sanitari del 118, anche l'elicottero è stato richiamato sul posto per trasferire i feriti più gravi all'ospedale e la polizia locale di Azzano Decimo per i rilievi di legge. Sembra per fortuna che l'incidente non abbia provocato feriti gravi, nel senso che tutti e 4 sono ricoverati in ospedale, ma pare fuori pericolo di vita. Liliana Resinovic, la donna scomparsa da Trieste il 14 dicembre scorso, il cui cadavere è stato trovato in un boschetto del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, non ha assunto sostanze o droghe o farmaci che possono aver cagionato il decesso. Lo stabilisce l'esame tossicologico approfondito disposto dalla Procura di Trieste, i cui esiti sono stati depositati nella giornata di ieri. E ora parliamo di rincari dei carburanti, iniziativa da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. Agevoliamo il servizio. Il periodo che stiamo affrontando richiede massima responsabilità da parte di tutti. Al netto dell'esito delle verifiche dell'antitrust sull'aumento dei prezzi, ritenuto immotivato anche dal ministro Cingolani, ho chiesto alle compagnie petrolifere di garantire prezzi concorrenziali dei carburanti in Friuli Venezia Giulia. Solo così, unendo gli sforzi che la Giunta è pronta a mettere in campo e sfruttando l'impegno del governo, potremmo limitare in maniera importante il fenomeno del pendolarismo del pieno oltreconfine, dannoso per l'economia e per l'ambiente. L'assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scocimarro ha inviato questa mattina una lettera formale alle associazioni di categoria delle compagnie petrolifere, ricordando che l'esplosione del prezzo dei carburanti nel nostro paese e al tempo stesso dai recenti provvedimenti in materia di fissazione del prezzo assunti dalla vicina Slovenia hanno reso ancora più gravi le finanze delle famiglie e degli imprenditori. Con il presidente Fedriga e l'assessore Zilli ci siamo confrontati per un ulteriore sforzo da parte della Regione previsto dalla legge sui carburanti, come avevo fatto nel periodo settembre 2020-aprile 2021. Con i miei uffici stiamo completando, conclude l'assessore, le stime necessarie a prendere una decisione in merito, ma come detto è fondamentale il contributo di tutti gli attori del settore, a partire dalle compagnie petrolifere. Torniamo in studio, andiamo avanti con il nostro giornale. Autorizzata in via temporanea l'Associazione Culturale Ucraina Friuli ad utilizzare gli spazi di Piazzale Unità della Protezione Civile di Udine come punto di raccolta e stoccaggio del materiale raccolto dalle donazioni per poi trasportarlo e smistarlo nei centri di prima accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. Questo ha stabilito la Giunta Comunale approvando un'istruttoria firmata dal sindaco di Udine Pietro Fontanini. E adesso andiamo a Gorizia per quanto riguarda la capitale europea della cultura insieme a Nova Gorica nel 2025, importanti iniziative, le dichiarazioni che ci sono appena giunte del sindaco Ziberna e dell'assessore regionale al turismo Bini. Agevoliamo il servizio. Grazie all'amministrazione regionale, in particolar modo all'assessore regionale Bini, per la grande sensibilità con cui sta seguendo, con il grande interesse che sta seguendo la nostra città in questa entusiasmante avventura che è quella della capitale europea della cultura del 2025 insieme a Nova Gorica. Tante le risorse che la regione ha messo in campo, tante le nostre proposte. L'obiettivo ora è di fare in modo che questo sia un evento straordinario non soltanto per la città di Gorizia ma per tutto il territorio della regione.
Stiamo lavorando di concerto con le varie amministrazioni locali. Oggi mi trovo qua con l'amico e sindaco Rudy Ziberna, con la città, importante città di Gorizia. Molti sono i progetti che abbiamo in piedi per arricchire ulteriormente la già ricca offerta che Gorizia è in grado di offrire ai molti visitatori che ogni anno hanno, come dire, l'onore e la fortuna di visitarla. Abbiamo parlato di strutture ricettive, abbiamo parlato di promozione, abbiamo parlato di grandi eventi, insomma una città che da diversi anni ad alzo tiro, come piace dire a me. E con questo servizio chiudiamo qui questo spazio informativo su friulitv.net live. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net o sulle pagine social a noi collegate. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone.